E avere un CP in camper ha dei grandi pro e anche, insomma, siamo sinceri, dei grandi contro, quindi insomma, scegliere se prendersi un CP per andare via in camper, diciamo che non è una cosa molto semplice. Allora, partiamo dai contro. I contro è il fatto che chiaramente in estate diventa un gran problema tenere un cane dentro un camper, a meno che magari non è un cagnolino innocuo, allora puoi permetterti di mettere il camper all'ombra, aprire tutto e tenere solo le zanzariere. Tanti posti magari col cane non puoi entrare, però quelle vabbè, insomma, chiaro, non sono contro la convivenza con i cani, ti sto solo spiegando la realtà delle cose, no? Perché altrimenti poi continuiamo a vedere i canili che si riempiono di cani, no? Quindi a mente calma, a mente fredda, bisogna valutare anche tutte queste cose. Se c'era, io col mio CP di default entro dappertutto, al massimo ci mandano fuori, sai, hai capito? Quindi anche qua la mostra dei presepi o all'interno lì della Villa delle Sale sono entrato col CP, però insomma ci sono tanti posti che però non si può entrare con i CP e allora o te li perdi o devi tornare indietro, metterlo dentro, dopo ti dispiace lasciarlo da solo e cici e cocò. I contro, che chiaramente per molte persone, tra cui me, insomma, possono essere ben superiori, cioè i pro possono essere ben superiori ai contro, è il fatto che comunque hai una compagnia molto serena che ti permette di vivere la tua solitudine mentale, ma contemporaneamente sentirti in qualche modo sempre a casa, diciamo non abbandonato, cioè sei con la tua in qualche modo famiglia, no? Con un qualcosa in cui tu ti rispecchi e ti rivedi in giro per il mondo. E beh, nel caso poi anche del CP ti dà anche quel senso di sicurezza, perché quando siamo nei soliti posti magari no, ma quando andiamo in giro, cioè se lei sente il passo di qualcuno che si avvicina, la senti ringhiare, ma ringhiare non di paura, ma proprio di cattiveria, quel misto ringhio abbaio, diciamo, no? E poi questa è una cosa importantissima che avevano spiegato in una conferenza sull'archetipo del cane e lì mi è rimasta dentro è il fatto che il cane ti spinge ad uscire, cioè o in un modo o nell'altro, o per farlo pisciare o per farlo comunque fare la sgambata, tu sei spinto ad uscire e a passeggiare col cane, il che è una bellissima cosa sia per la tua salute mentale che per la tua salute fisica, insomma, che una camminata ogni tanto, no? Se no staresti sempre tappato, magari fa un po' di frescolino, hai capito? E tu dici no, sto bene qua al calduccio, invece no, devi portare fuori il cane e allora ti fai la bella passeggiata in notturna, tipo anche ieri sera qua su questi posti fantastici, ma poi dici già che ci sono, mi porto la macchinetta, faccio i video, le foto, hai capito? Senza il cane questa cosa non sarebbe nata e ti assicuro che andare in giro di notte da solo qui in questo posto fantastico con l'illuminazione delle luci che era proprio appena soffusa, la luna che si nascondeva nelle nuvole e tutte le stelle che quando le illuminazioni e le città si erano spente iniziavi a vedere, è una cosa veramente indimenticabile, insomma, cioè non una cosa epica, però senz'altro una cosa indimenticabile. E di questa cosa indimenticabile, alla fine, bisogna dire grazie al CP. Ah, no, ma guarda che non sto esagerando, cioè io non sono una persona pigra, ma ieri eravamo a meno 4, io qua avevo la stufa che andava da Dio, avevo i piedi davanti alla stufa, ero lì comodo, cioè col cavolo che sarei uscito, cioè scusa, meno 4, qua si sta in una saunetta, sei là comodo e tutto perché devo uscire a prendere freddo, cioè capisci? Amy, sto parlando bene di te? Sì? Sì, tu controlli se ci sono i gatti perché di solito ti chiamo per quello, per i bau e i gatti. Ma io stavo parlando bene di te, che sei il mio CP galvanizzatore, sì, che mi porta in giro, mi fa fare tante cose. Sì, sì, mi fa anche conoscere tanta gente ogni tanto, sì. E ogni tanto capita anche la gente interessante, grazie al CP. Cara, sei un amore, sei. La numero uno. Altre volte, tipo adesso, questo chiamiamolo far niente, lo puoi anche trasformare in un qualcosa di costruttivo, perché in fondo io in questa mia calma, in questo mio nulla faccentismo fisico, sono andato a pescarmi delle idee su in chissà quale luogo, in chissà quale archivio e le ho
rielaborate o le ho trasformate in pensiero con la mia mente, ossia il discorso di prima che facevamo del CP, i pro e i contro del CP, ciò che mi porta a fare il CP che altrimenti non farei, e, insomma, fossi andato subito fuori a montare il rivestimento per la scaletta, questo pensiero non sarebbe nato, e chissà poi in futuro se sarebbe rinato in futuro, voglio dire. Quindi si vede, il non far niente non è da intendersi come il non far niente fisico, ossia il moto del corpo, la corsa, la camminata, le faccende eccetera, ma il non far niente in tutti i sensi, quindi anche mentale, l'essere proprio spenti, ecco, quello è il termine giusto, spenti. 5 gradi a Passariano siamo, Passariano in provincia di Udine nel Friuli Venezia Giulia, ossia qui dove c'è Villa Manin. Ok, allora questo è il rivestimento, intanto esco con la forbice, mi taglio la parte grande, è simpatico, è tipo gommina, è carino da vedere, quindi anti-scivolo, intanto tagliamo il grosso. Quindi per cui parte sotto, come larghezza, guarda che roba, è suo, non so neanche tagliarlo. È durettino, non so se è da fare con il taglierino forse. Probabilmente la cosa migliore da fare è incollarlo prima e dopo fare i bordi. È duretto anche per la mia super forbice. Sì, è una gomma troppo dura, ci vuole allora un taglierino per forza, quindi incollarlo e poi taglierino. Il Bostik dovrebbe essere qui nella mia bellissima scatolina, guardala. Eccolo qua, Bostik. Cavolo, c'era qualcosa di pesante da mettergli, ogni volta il solito discorso, cosa ho io di pesante qua, che mi alleggerisco da tutte le cose pesanti, sai, i libri, Perché aralo, intanto l'ho posizionato così, lo schiacceremo un po' alla volta. No, perché andrebbe tenuto schiacciato invece qua, no, perché dopo si alza. Ok, vediamo di trovare qualcosa. Più o meno dai, però vedi questo è un modo sbagliatissimo di lavorare, perché prima bisognerebbe pensare a tutto quanto e dopo agire, invece prima ho agito e dopo, oh cazzo c'è qualcosa da mettersi, vabbè. CP, digli che bella giocata con la pallina che ci siamo fatti, una super giocata con pallina, digli guardate che bella pallina che ho io, guardate che bella pallina che ho. È il suo gioiello, quella pallina. E noi principalmente siamo stati qui a giocare con la pallina sotto il sole, digli sì, stiamo bene con la nostra pallina, non ci manca niente, prendiamo la bronzatura. E CP quando approva cosa fa con la coda? Cosa? Eccola, sì, che approviamo. Sole, arietta fresca, respirabilissima. È qui che c'è l'obbligo di sdraiarti per terra e star fermo qua 2 ore. Sai, io da 2 ore che sono così. Buono cazzo. So che te vorresti andarti a pinciarti il baula. Sei là che punti, che vuoi. Invece hai la tua pallina. Ok, mi hanno fermato per strada, ma non capisco neanche perché. Andiamo a scoprire. Yuri, dov'è che abiti? In camper, però vabbè, zona mia Jesolo. Ma come mai? Cosa è successo? Come mai nel campo? No, mi piace. Cioè, la casa ce l'ho ancora, è mia. Però ho chiuso tutto, è da 2 anni che sto qua, mi piace tanto. Giri col campo? Sì. Da adesso lavorerò anche nel campo. Sei in zona qua? Per un giorno così devo trovarmi con una persona dopo 8 Ho visto minuti. anche ieri girare. Ho visto anche ieri girare qua. Sì, a Coso, ero, Villa Manin. Vedi. L'avevo già visitata, però vabbè, sempre bello. Allora, fino a prima lavoravo in un'autoscuola, adesso volevo mettermi in proprio, fare siti internet, che sarebbe il mio mestiere, insomma. Riesci Da lì a ho fare tutto dal camper? preparato tutta la grande, inverter da 1000 euro. Puoi vederlo? C'ho il cane dentro, ma è buonissimo. Il gradino devo ancora finirlo. Porta pazienza. Ferma lì te. Ho rifatto quasi tutto, il pavimento ho rifatto, poi ho messo il linoleum. L'hai fatto tu, sistemato tu? Quasi tutto io sì. Scrivania artigianale, dopo io qua ho la tastiera, il monitor da 24 che è sotto, te lo attacchi qua. Sti cavoli. E dopo il computer che adesso purtroppo è in assistenza in Germania, che mi è morto l'altro giorno e vabbè, capita. Buon dai, ok, a posto così.
Non fa danni in giro. L'assicurazione ce Che l'hai? danni? L'assicurazione ce l'hai? Del Come furgone. l'assicurazione? Per forza, vuoi Perché vederla? non per me non mi forza. risulta. Te la faccio vedere? Sì, dai. Amy? Amy, magica, veloce. magica Amy. Beh, ho un visetto dolce. Ciao ciccia, cos'hai? Sei tutta agitata, sei contenta? Almeno c'ho qualcuno che mi è venuto a trovare. Lei dorme lì? Sì, sì, è sul posticino lì. Aspetta che la trovo, sono anche l'email perché l'ho fatto con la Vittoria Assicurazione Online, quella di Trieste. C'è l'impianto gas? Sì, sì, il bombolone GPL, scelto apposta per quello, era preso malino il camper, però aveva il bombolone e sta a disposizione qua che non c'era. Cioè in 5,40 m io ci sto comodo come uno di Sì, 7. sì, sì, beh, d'accordo, perché hai anche il coso qua. Che Ma vita guarda che come te, guarda come ti guarda. Perché Dili, Vuoi Che scendere? bisogna chiedere prima il permesso di fare le robe, dopo no, se no ti salta addosso, nel senso che ti fa le feste. Perché se dopo se c'è pioggia o altre robe la gente giustamente non è molto felice. Buon camper trovato, assicurazione 2019, certificato di assicurazione pagamento. Tieni, puoi ingrandirla ancora di più con le dita. Ok, a posto, no, no, se A posto, ho dai. visto. Oh, Ciao Amy! buona giornata ragazzi! Ciao, volevi salutare, vai pure. Dai, benissimo. Non so niente oggi, mi spiace. Ciao. Ciao, buona giornata! Allora, normale e giusto che quando stai diciamo in una nuova zona, polizia e carabinieri vengono a informarsi su chi sei, questo lo trovo anche giusto. Ma sti qua mi ha fermato proprio per strada?